Bisogna fare punti per uscire dalla zona calda anche in fretta. Amici di Sportisli, ciao da Salvo Geracci, siamo live dal Nino Vaccara e Mazzara Geracci, 11ª giornata del girone A di eccellenza siciliana. Due squadre in difficoltà, entrambe in zona playout a 8 punti, con la voglia di uscire per la propria storia. Animi diversi però, il Mazzara è reduce dalla sconfitta di misura a Favara, ma rivitalizzato dalla guida di Totò Tedesco in panchina. I gialloblu sono anche in semifinale della Coppa di categoria. Geracci invece, che è reduce dalla sconfitta in casa nel derby contro la super giovane Castelbuono, la squadra di Mirto in trasferta non ha ancora ottenuto un successo. Le due formazioni, il Mazzara in tenuta gialla e pantaloncini blu con il 4-4-2 di Totò Tedesco. C'è il ritorno di Benivegna a destra, di El Amraoui a centrocampo dopo 3 partite. C'è Pica che fa panchina oggi con la prima convocazione di Mihaili in panchina, Cassano in porta, Benivegna, Barbieri, Pirrello e Priola in difesa, centrocampo Ricciulli, El Amraoui e Bari assieme a Panzeri a comporre la linea di centrocampo, Cari e Lentini a comporre il tandem d'attacco. In panchina Giacalone a disposizione per la porta, poi Aggio, Novara, Veltri, Calderone, Pica, Mihaili e Coffi. Il Geraci invece si schiera con il 3-5-2 di Gaetano Mirto. C'è il ritorno dopo la squalifica di Pane Bianco a sinistra, il ritorno dopo 2 partite di Fernandez in attacco. Coco fa panchina dopo 5 match. Barbagallo in porta, Lopizzo, Bressan e Cardin in difesa. Albanese, Giovagnoli, Gonzales che prende il posto di Pettenon indisponibile. Assieme a Bonamaison e Pane Bianco compone la linea dei centrocampisti. In attacco Guadagnoli e Fernandez. In panchina c'è Macaluso, il secondo portiere, poi Coco, Zaffonti, Balsano, Busso, Valor, Sapienza, Abdelasim e Tripiano. L'arbitro del match è Francesco Sarcina di Barletta, assistito da Fabio Marino di Palermo e Daniele Buttice della sezione di Trapani. Geracci in maglia blaugrana che manovra adesso il pallone con Albanese, in fallo laterale però per la squadra di casa. Sono 3 le novità di formazione sia da una parte che dall'altra. In casa Mazzara dicevamo del ritorno di Pietro Benivegna sulla fascia. A centrocampo il ritorno di Sami El Amraoui, sempre dopo 3 partite. E poi in attacco il ritorno di Amsakari, che compone assieme a Lentini il tandem d'attacco. In panchina c'è Pica, alla prima panchina in campionato in questa stagione. Assente Lopez per squalifica, il rosso a 5 dalla fine a Favara. Si è infortunato in quella gara Gomez Nobre, che oggi deve saltare questo match. E poi Caprioli e Baiata, lungo De Genti, indisponibili per Tedesco. Lato Geraci invece c'è l'assenza di Leonardo Pettenon in mediana. Al suo posto c'è Gonzales, che prende quella posizione di campo. Anche lato blaugrana ci sono dei lungodegenti come Konate, Ogbonda, Bonanno, Cigno e Gnassi. Lentini recupera palla il Mazzara, c'è però Bressan a interrompere l'azione offensiva. Qui il fallo su Antonio Lentini, calcio di punizione. Già battuto con Benivegna che gira dietro da Barbieri, lui che in estate aveva firmato proprio con il Geraci. Trasferimento imminente al Mazzara, senza neanche debuttare. Il tiro da fuori da parte di Panzeri, la prima occasione del match con il classe 2004. Ad impensierire la zona difesa da Barbagallo. Si stanno giocando ovviamente anche gli altri match del pomeriggio in questo girone A di eccellenza siciliana. Subito il vantaggio
della super giovane Castelbuono contro l'altro Mazzara, il Mazzara 46, il gol di Torres. 1-0, partita che si sta giocando sul neutro tra l'altro di Geraci Siculo, in campo anche Folgore Castelvetrano e Don Carlo Misilmeri, Fulgatore Nissa, infine Oratorio Marineo, Unitas Sciacca. Ieri 2 anticipi, la vittoria straripante della Pro Favara in casa dell'Aspra per 6-0 e il 2-0 in casa da parte del Castellammare contro l'Athletic Palermo. In questo momento la Pro Favara è in testa alla classifica assieme alla Nissa, che però con il risultato momentaneo ovviamente di 0-0 a Fulgatore, partita iniziata da pochissimo, vede appunto queste due squadre vicine, quindi in caso di una sconfitta a Fulgatore da parte della Nissa, cosa però abbastanza improbabile secondo i pronostici, ci sarebbero 2 squadre al comando di questo campionato. Pari punti anche per Mazzara e Geraci, squadre rispettivamente al 12° e al 13° posto, praticamente il primo e il secondo della zona play-out. 8 punti c'è anche la Don Carlo Misilmeri, a 7 l'Aspra che però ha già giocato, Fulgatore che chiude tutto a 4. Zona salvezza al momento che dista 2 punti, c'è il Casteldaccia 11° a 10. Casteldaccia che questo pomeriggio gioca contro l'Accademia Trapani, questa è la gara che chiude il quadro. Si ricomincia da Barbagallo, il portiere delle Geraci, subito pressato dagli avversari. La sponda di Fernandez per Giovagnoli, si cerca in profondità Bona Maison, il recupero del Mazzara. Sami El Ambraoui fermato da Gonzales, fallo laterale. C'è il raddoppio della super giovane Castelbuono contro il Mazzara 46, ancora Torres, la doppietta al 38° minuto, 2-0 dunque per i Madoniti. Guadagnoli qui a contendersi il pallone con Pirrello, serve dietro per il cross in mezzo, sbuca Bona Maison di testa a un passo dal colpirla verso la porta. È mancato veramente poco perché era davanti la porta di Cassano, liberissimo di andare in porta. Insiste però la squadra di Mirto con la corsa di Giovagnoli, si propone Fernandez dentro, Giovagnoli finta su Bari, il cross, la prende Cassano che giustamente si deve coprire dal sole con il suo cappellino. Tribuna del Nino Vaccaro abbastanza piena, c'è però da segnalare l'assenza del gruppo organizzato dei tifosi giallo-blu, che di solito si piazzano alla destra dei vostri teleschermi. Avanti ancora i Blaugrana con Albanese, poi il passaggio per Giovagnoli, fermato. Gonzales, l'appoggio, vince il rimpallo il Geraci con Albanese, pallone che ritorna per il cross, alla fine la chiusura di Ricciuli in calcio d'angolo. Buon avvio da parte della squadra di Mirto, anche se la prima vera occasione l'ha avuta il Mazzara con Nicolò Panzeri. Blaugrana della bandierina, la proposta dentro, Cassano in 2 tempi la prende, sul secondo palo stava per arrivare il colpo di Lopizzo e adesso i giallo-blu a ricominciare con El Amraoui che però deve mettere fuori. È rimasto a terra Antonio Lopizzo
sugli sviluppi del calcio d'angolo. Assistito anche umanamente da Ricciulli, si rialza il centrale del Geraci, braccetto di destra, classe 2006. Rimessa per i Madoniti con il pallone che viene riconsegnato alla squadra di casa. 10° minuto, 0-0 al Vaccara. Mazzara che qui in casa l'ultima partita l'ha persa 4-1 contro l'Unitas Sciacca, una partita iniziata male, finita peggio. Sciacca che è stato superato ai quarti della Coppa Italia di Eccellenza Siciliana ai calci di rigore al Gurrera. Tacco di Bressan a liberare di testa anche Cardin. Pallone che arriva nella zona di Guadagnoli. C'è anche però Benivegna che consegna tutto a Ricciulli. Tutto sotto le indicazioni di Totò Tedesco, oggi alla 7ª panchina in questa stagione con il Mazzara. Dall'altro lato Gaetano Mirto. Al Geraci dalla scorsa annata la vittoria del campionato di promozione nel girone B per il ritorno dei Madoniti nella massima serie regionale dopo 3 anni di storia. Fernandez, movimento senza palla, Guadagnoli allarga, c'è Panebianco che calcia subito con il mancino, si perde sul fondo. Prima risposta del Geraci con Antonio Panebianco. Prese un rosso nell'ultima trasferta del Geraci a Castelvetrano contro la Folgore. La gara saltata in casa contro la Super Giovane Castelbuono. Oggi il ritorno in campo. Uno dei fedelissimi di Mirto. L'anno scorso alle Trapani in Serie D. La copertura di Pirello. C'è la rimessa laterale ancora per il Geraci. La battuta Giovagnoli che poi affida tutto ad Albanese. Lo scambio con Giovagnoli. Geraci che torna dietro da Lopizio. Il cross in mezzo verso la profondità. Ad attaccare lo spazio sia Guadagnoli che Fernandez. Rimane a terra però Pietro Benivegna. Un colpo subito nel duello aereo ha accorciato il Mazzara 46 in casa della Super Giovane Castelbuono. Il gol di Yamé. Castelbuono 2, Mazzara 46 1. L'unica partita che si è sbloccata nel corso di questo pomeriggio al momento. Cassano verso proprio Benivegna con la testa a rischiare un po' contro Barbieri. Il recupero di Bonamaison che la mantiene in campo, riesce anche a crossare. Tutto ok secondo l'arbitro, prende Priola dall'altro lato. La pressione di Giovagnoli, retropassaggio e un regalo per Albanese, finta il cross, si ferma. L'arrivo di Sami El Amraoui lo destabilizza un po'. Bonamaison, limite, alzata morbida per Giovagnoli, posizione regolare. Col mancino prova ad accentrarsi, poi il cross sul secondo palo. Panebianco aspetta il rimbalzo del pallone contro Ricciulli. Antonio Panebianco, il tocco a far andare fuori questo pallone, rimessa per il Geraci, ancora in proiezione offensiva. Ed è proprio Panebianco ad andare alla battuta, vuole la rimessa lunga. L'esterno sinistro, pallone dentro, Benivegna allontana di testa, l'appoggio di Giovagnoli per Albanese un po' largo, c'è il tiro del classe 2004. Anche questo pallone non c'entra lo specchio della porta.
prima Panebianco, poi Albanese, da un esterno all'altro i tentativi del Geraci verso la porta difesa da Giuseppe Cassano. Chi va al rinvio lungo, il colpo di testa di Giovagnoli, l'aggancio voluto di Panzeri, poi Priola lungo la fascia, Lentini pressato da Lopizzo, c'è anche Albanese in quella zona di campo, Lentini prova a crossare, doppio rimpallo vinto dal Geraci e solamente rimessa dal fondo. Totò Tedesco dice a Lentini: prenditi il fallo la prossima volta in situazioni di questo tipo. Si sentono abbastanza le voci dei due allenatori da bordo campo. Prima Mirto ha dato qualche indicazione ai suoi, adesso si fa sentire anche Totò Tedesco, che ritorna ad allenare dopo essere stato il direttore sportivo dello Sport Palermo in seconda categoria. L'ultima esperienza da allenatore alle Calcarelli, sempre sulle Madonie, in prima categoria. Addirittura nell'ultima partita, il playoff contro il Villarosa, scesi anche in campo i supplementari. Calcarelli che però non ebbe la meglio in quel confronto, lo 0-0, il passaggio del Villarosa ai spareggi promozione, dato il miglior piazzamento in classifica. Totò Tedesco che giocò anche da calciatore qui a Mazara con i colori giallo-blu. Lancio lungo, Guadagnoli di testa a prolungare, non un colpo potentissimo, neanche indirizzato. Era anche a subire pressing l'attaccante del Geraci. Il rinvio di Cassano e il colpo di testa di Bressan dietro da Barbagallo a prendere il prima possibile questo pallone. Va giù però il difensore del Geraci, cresciuto nel Palmeiras in Brasile, rialzato adesso da Gonzales. 3-1 della Super Giovane Castelbuono sul Mazara 46, il gol di Arenoso. Castelbuono nuovamente a +2 sulla seconda squadra di Mazara, che gioca le proprie gare sempre qui alla Nino Vaccara. Si alterna di settimana in settimana con il Mazara giallo-blu. Passaggio tra le linee raccolto da Panzeri, che prova a mandare in profondità Lentini, apprezza comunque l'ex leonfortese. Geraci che riparte da questa rimessa laterale. Lopizzo, Fernandes, l'arrivo di El Amraoui da dietro. Fernandes riesce a passarla all'appoggio di prima di Giovagnoli. Stavolta la rimessa per il Mazara. Ancora la protezione di Lentini contro Giovagnoli. Lentini si affida dietro a Pirrello. Fernandes a contrastare il lancio del centrale. Rimangono in possesso del pallone i giallo-blu. Si aspetta ancora la prima occasione che possa impensierire entrambi i portieri. Poteva esserci sulla testa di Bonamaison, per pochissimo non ha impensierito Cassano. In apertura il tiro di Panzeri, Geraci che ha risposto prima con Panebianco e poi con Albanese. Passaggio lungo la fascia, c'è Ricciulli di testa anche Bari, l'arrivo di Gonzales un po' con la gamba tesa, sale El Amraoui dritto su Cari. Forse si impacciano un po' i giocatori del Mazara. Bari, la sponda di El Amraoui, la testa di Gonzales, il lancio lungo di Bonamaison verso Guadagnoli, colpo di testa di Barbieri che insiste oggi schierato in difesa.
al posto di Picca, lui che è un centrocampista. Oggi però in campo c'è anche El Amraoui, quindi la scelta di Tedesco è stata questa. Fischio dell'arbitro ad interrompere l'azione. Bonamaison si rialza da terra e punizione per il Geraci. È finito il primo tempo a Castelvetrano, 0-0 tra Folgore e Misilmeri. Adesso finiranno tutti i primi tempi delle gare iniziate alle ore 14:30. Punizione dunque per il Geraci. Pane bianco con il mancino alla battuta. Parte il suo pallone in mezzo, Bressan cerca di staccare, vicinissimo al colpo di testa. Anche in questo caso, come Bonamaison prima, adesso Bressan. Finito anche il primo tempo di Casteldaccia Accademia Trapani, 0-0 con il Casteldaccia in 10 uomini dal quinto minuto di gioco, data l'espulsione di Monforte. Anche il Mazzara qui ha conquistato un calcio di punizione. Sami El Amraoui con il mancino, oppure Panseri con il destro. Barriera a 2 per il Geraci, ci sono Pane Bianco e Bonamaison. Si allontana Panseri, parte El Amraoui di testa con Sales, se la chiama Barbagallo che esce, fallo sul portiere. C'era prontissimo Ricciulli a calciare da buonissima posizione centrale verso la porta. L'arbitro però ha interrotto tutto. Lopizzo nella via di mezzo, risponde Benivegna. Pallone per Pane Bianco che vuole la rimessa laterale. Bonamaison lamenta il fallo, il recupero di Ricciulli. Le finte da parte di Ricciulli, poi finisce giù assieme a Gonzales. L'argentino si va a prendere il calcio di punizione per il Geraci. Bressan sale, palla al piede il brasiliano Bonamaison. Pane Bianco d'esterno verso Fernandez, prima di lui Benivegna, e allora riparte il Mazzara con El Amraoui, lancio lungo per Lentini, un po' pressato da Cardin, è tutto regolare per l'arbitro, c'è la rimessa per il Geraci. Nissa in vantaggio a Fulgatore, il gol di Gueye su calcio di rigore. Fulgatore 0, Nissa 1, Nissa nuovamente in testa al girone A di eccellenza, da sola. La rimessa laterale di Cardin, di testa Bonamaison, giusto per appoggiarla a Fernandez. Mazzara mette comunque fuori questo pallone. Pane Bianco, Bonamaison, ancora Pane Bianco, cross deviato da Ricciulli regolarmente, senza braccio secondo l'arbitro. Pallone a Cassiano. Il rinvio del portiere del Mazzara alla sponda, di testa di Lentini a cercare Amsakari. Lentini, arriva Giovagnoli in zona, Lentini scambia con Panseri, si arriva dall'altro lato per il Mazzara, il pallone avanti per Priola.
Priola, pardon, che si infila sempre di più in area di rigore, fermato all'ultimo. Fernandez la tocca, Benivegna mette fuori. Ha raddoppiato la Nissa a Fulgatore, il gol di Rossi. Fulgatore 0, Nissa 2. Ormai superata la metà di questo primo tempo, invece al Nino Vaccaro. Sempre 0-0 tra Mazzara e Gerazzi. Non è la prima volta che si sfidano queste due squadre. Questa qui è la quarta sfida. Gerazzi imbattuto nei 3 precedenti con 2 vittorie e un pareggio. Esce Barbagallo contro Cari. È rimessa per il Mazzara, la porta è vuota. Barbagallo rientra. Il Mazzara preferisce prendere tempo, far salire i propri uomini. Priola dietro Bari, supera 2 avversari. Cross basso, Cari entra in area, Mancino, Cari mette dentro, poi ormai se non la tocca per Barbagallo che rilancia subitissimo e allora riparte il Gerazzi con il lancio lungo di Giovagnoli verso Guadagnoli, prende Cassano. Dicevamo dei precedenti tra Mazzara e Gerazzi qui al Nino Vaccaro. Il Gerazzi vinse in quel 3 marzo del 2019 2-0 il calcio di rigore trasformato da Totò Scilufo e poi il gol di Palazzo. Poi ci fu un 1-1 il 22 dicembre dello stesso anno, ma nel campionato successivo per il Mazzara segnò Domenico Messina, per il Gerazzi segnò Di Maria con Serio che sbagliò un calcio di rigore. El Amraoui alla battuta di questa punizione, parte il suo sinistro, Barbagallo se la chiama abbastanza comodamente. Nel colpo di testa di Barbieri, indirizzato sì, ma verso il fondo. È finito il primo tempo tra Supergiovane Castelbuono e Mazzara 46, risultato sul 3-1. Guadagnoli anticipato da El Amraoui, finisce giù il trequartista del Mazzara. Gonzales di testa, pane bianco d'esterno, subisce fallo, l'arbitro non fa continuare l'azione, c'è il cartellino giallo per Bari. Ci sono le proteste, la munizione per Ricciulli. Primo giallo dunque del pomeriggio con Joao Ricciulli a ricevere la sanzione. Bonamaison con il destro oppure Giovagnoli con il sinistro. C'è anche la soluzione corta, anche se relativa, con Pane Bianco che si è allargato a sinistra. Bonamaison va lui, esce Cassano, la prende il portiere della Mazzara, stava per mandare subito i compagni sulla fascia. Alla fine si va da Benivegna che sterza, incontra però Guadagnoli. La battuta di Ricciulli, il colpo di testa voluto da Cari, prima di lui però la difesa del Gerazzi con Cardin. Pirrello, elemento fondamentale della difesa giallo-blu, sia con Abbenante all'inizio della stagione sia con Tedesco adesso. In mezzo c'è stato il traghettatore Salvo Asaro dalla Juniores, poi l'ufficialità con il ritorno
ad allenare da parte di Tedesco. La prima partita doveva essere quella a Misilmeri contro l'Aspra, per motivi burocratici non è potuto andare, quell'occasione ci fu Asaro e conquistò anche una vittoria quel pomeriggio per 3-2, la prima in campionato per il Mazara. Bari avanti per Panzeri, la prende Bressan che allarga troppo forte verso Bonamaison. Vuole grinta dai suoi Gaetano Mirto per il Geraci. La rimessa di Ricciulli. Panzeri allarga, Priola è abbastanza lontano, l'appoggio di Albanese per Giovagnoli, dietro Lopizio. Di prima Albanese, Giovagnoli a lottare con Priola, il recupero del Mazara, c'è spazio per avanzare, allora Lentini, Ceccari largo a destra, Lentini sale sempre di più, vuole un traversone, Priola aveva chiesto il pallone, la allontana Panebianco nel cuore dell'area piccola, il recupero di Bari, c'è Guadagnoli che soffia tutto, avanza Priola, entra in maniera regolare, la rimessa però del Geraci. Bressan Albanese non ha l'aggancio ideale del pallone, allora Cari allarga tutto, sale Ricciulli, guarda che c'è in area, il cross in mezzo, troppo però su Barbagallo. Squadre larghe, siamo soltanto a poco più della mezz'ora, lanciato Guadagnoli, stava per uscire anche Cassano, la pressione di Barbieri, Guadagnoli vuole mantenerla fino alla fine, Albanese finta il cross, va adesso il Geraci con Giovagnoli, appoggio dietro, Gonzales, il cross da parte sua, secondo palo, Cassano ad anticipare Bonamaison, e Lamraoui, largo da Cari, a lottare con Cardin, va giù il difensore del Geraci. Falloso l'intervento di Hamza Cari. Nei confronti del proprio avversario. Viene chiesta l'assistenza medica per il difensore argentino del Geraci. E Tedesco ne approfitta per dare qualche indicazione al suo Mazara, opportunità anche per rinfrescarsi. Vantaggio esterno dell'Unitas Sciacca in casa dell'Oratorio Marineo, il gol di Secan. Marineo 0, Sciacca 1. Temperatura abbastanza ideale qui a Mazara del Vallo, ci sono 19 gradi. Tutto a posto per Cardin, Geraci momentaneamente in 10. Si ripartirà da questo calcio di punizione per i Blaugrana con Barbagallo. La sponda di Guadagnoli, Fernandes, Giovagnoli, Albanese da Gonzales, pressato da Panzeri, iniziato il secondo tempo tra Folgore Castelvetrano e Don Carlo Misilmeri, partita sullo 0-0, fallo su Bonamaison, punizione per il Geraci.
Pallone che si muove tra le linee, sbaglia il passaggio Giovagnoli, poi Geraci recupera comunque con Panebianco che serve Bressan, il più indietro in difesa. Rientra in campo Cardin, Fernandez giù, Giovagnoli avanza, viene steso dopo un contrasto con un avversario. Tutto ok secondo Sarcina. C'è però un altro momento di interruzione, sembra non farcela Cardin perché di nuovo a terra, gioco che viene interrotto per questo, e infatti già c'è il cambio pronto, sta per entrare il suo sostituto Petro Gusso con la maglia numero 16. Gusso che ha fatto il titolare a inizio stagione proprio perché Cardin è stato assente, non ha avuto tanta continuità, adesso ha di nuovo problemi, il classe 2001, e allora in campo Gusso, ufficiale il cambio nel Geraci, esce Cardin, dentro Gusso a poco meno da 10 dalla fine del primo tempo. Cambio forzato per Mirto, da valutare le condizioni del centrale. Geraci che sta soffrendo anche di diversi indisponibili in questa prima parte di stagione. E l'Amraoui la alza verso Riccioli, fermato il giocatore del Mazzara, nativo della Guinea-Bissau. Passaggio diretto su Panzeri, arriva anche El Amraoui, colpo di testa di Lopizzo che scambia rapidamente con Giovagnoli. Bari, tanto agonismo in mezzo al campo, punizione per il Mazzara. Batte il capitano dei gialloblu Sami El Amraoui. Benivegna scambia con Riccioli, pallone troppo addosso al terzino che comunque scambia il 5 con Riccioli. Pirello dice a Benivegna prossima volta spalle. Benivegna rispedisce in avanti verso Cari, la pressione del nuovo entrato Gusso, pallone in calcio d'angolo, sale il Mazzara che vuole mettere seriamente in difficoltà il Geraci, batte il solito El Amraoui. Il mancino di El Amraoui, secondo palo, colpo di testa voluto da Barbieri, impossibile a centrare la porta. Rinvio lungo di Gabriele Barbagallo verso Guadagnoli, la tocca ma è ostacolato da Riccioli. Lentini contro Gusso, c'è anche Panebianco in pressione, pallone fuori con la rimessa per il Mazzara. Lentini vuole battere il più presto possibile, Panebianco si mette davanti a lui.
Ricciolli, Lentini, Gusso, la tocca anche Ricciolli per ultimo, rimessa stavolta per il Geraci. Fernandez, pallone difficile per lui, calciato male per allargare. Errore da parte del portoghese. Di testa Panebianco, Gonzales mette giù e allarga nella zona di Giovagnoli, che può salire, sale anche Albanese lungo la fascia. Giovagnoli, eccolo servito, Giovanni Albanese, Bonamaison chiude Priola in fallo laterale. La rimessa corta del Geraci, Bonamaison si cerca il cross con Albanese, Giovagnoli, cross basso, il tocco di Pirrello, cerca di allontanare il Mazzara il più presto possibile. Panebianco si infila, Guadagnoli va avanti, Guadagnoli calcia dal limite, oltre la traversa. Provato una sorta di tiro a giro con della potenza in più rispetto alla precisione. Così il Geraci guadagna metri in termini di occasioni, perché i palloni calciati in precedenza, per esempio da Panebianco e Albanese, sono finiti di molto fuori rispetto magari a questo qui. Priola, sponda di Lentini, Cari verso Panseri che l'alza, ma per la difesa avversaria. Panebianco, lancio lungo, colpo di testa, ma anche con la mano da parte di Priola. Calcio di punizione per il Geraci. Bonamaison al solito con il destro, Panebianco con il mancino. Per il Mazzara una barriera a 3 uomini. Panebianco su punizione centrale per Cassano. Benivegna e Lamraoui verso il centro da Ricciolli. Sale Pirrello, Priola, attacco di Albanese, si va per vie interne da Bari. Benivegna giù da Lamraoui, sempre libero di muoversi, il numero 10 giallo-blu, decide di sfidare Giovagnoli. Panebianco, chiusura in fallo laterale. E Lamraoui battuta su Lentini, ma c'è Panebianco a terra, gioco che si deve fermare. Presumibilmente ci potrebbero dare 3 minuti di recupero per questo primo tempo. Ce ne sono state diverse interruzioni di questo tipo. Anche il cambio da considerare con l'uscita di Cardin per Gusso. Soffre ancora un po' Panebianco. Rientra in campo l'esterno del Geraci, Benivegna. Eccolo qui Panebianco a ricevere il pallone. Benivegna recupera senza fallo, Bari dietro, il rischio che si va a prendere Barbieri, il recupero di Guadagnoli.
c'è Fernandes che praticamente corre accanto a lui, il passaggio per Bonamaison, serve largo, il cross in mezzo di Albanese, messo in calcio d'angolo da Pirrello. Non secondo l'arbitro, nessuna deviazione, e allora rimessa dal fondo per Cassano e il Mazzara. Un passaggio corto per Benivegna e l'Amraoui dietro da Luigi Barbieri. Benivegna, attacco di Giovagnoli che torna dietro, dentro il tempo di recupero, vedremo fino a quando farà giocare l'arbitro. Giovagnoli, Pane Bianco sale, può avanzare un altro po', appoggio su Guadagnoli, il Geraci ricomincia da capo con Gusso. Saranno 3 i minuti di recupero. Per questo primo tempo. Priola, il passaggio direttamente su Albanese, la prende Gonzales che rientra, poi si va da Pane Bianco, cambio di gioco verso Fernandes, riceve, costretto a tornare indietro per il suo appoggio sfortunato con il pallone. Fase molto spezzettata, tante rimesse laterali. Rimessa per il Mazzara. La battuta lungo la fascia verso Cari, pallone in angolo per la squadra di Tedesco. Le indicazioni di Tedesco dalla panchina del Mazzara, battuta altissima e larga, la va a ricevere Barbieri, non si va a prendere la rimessa, anzi sì, Lentini, cross respinto da Gusso, ancora rimessa laterale per il Mazzara in questo finale di primo tempo. Batte Riccioli per l'ultima azione, Panzeri verso l'interno, la prende Giovagnoli, finisce il primo tempo 0-0 tra Mazzara e Geraci. Una partita che ha avuto non tantissime occasioni, Geraci ci ha provato con Albanese e Pane Bianco, Mazzara che inizialmente ha avuto il tiro con Panzeri e poi si è proposto in proiezione offensiva. Geraci che è stato costretto al cambio con l'uscita per infortunio di Cardina, al suo posto è entrato Gusso. Noi ci ritroviamo tra meno di un quarto d'ora per il secondo tempo. Le due formazioni si dispongono a centrocampo. Siamo pronti per partire. Bagheria in maglia gialla, completamente giallo, Marsala in maglia blu con bande bianche. Il Rocchi al Marsala che prova a distanziarsi col pallone in verticale, Pirotto che
esce via, mette il pallone in mezzo, è arrivato il salvataggio da parte di Gastone, poi la conclusione da parte di Iannotti. Murato parte forte il Marsala che vuole fare, vuole subito far capire le intenzioni di questo pomeriggio. Molto vicino a Rustico, qui bello spunto di Matteo Mamona a destra, pal cross in mezzo, deviazione, poi la conclusione di 6 a suo campo, altissima, si era coordinato bene. Gastone con le mani. Cercare Stassi che prova a prolungare di spalletta minore col mancino. Barbera, primo tiro in porta e questo qui. I due centrali del Bagheria, Flamia rimane e poi Stassi e Minnone. Pallone basso in mezzo, Procida la gira col mancino. Ancora corner per il Bagheria. Caracappa stolta sul secondo palo, Costa scavalcato, Gastone va di testa, pallone sul fondo. Pallone in mezzo, Ferrara non esce, Stassi mette fuori, poi la conclusione deviata da Plarimeli Ferrara con personalità anticipa Rallo. La barriera sembra molto vicina. Da Monte tocca per Iannotti, deviazione, c'è corner. È fastidioso che lo sia il termine adatto per definire la prestazione di Marseille al primo tempo. Qui a voto Flamia che ha sbagliato l'intervento, calcia Vetrano sul primo palo, pallone sul fondo, c'è calcio d'angolo. Vetrano arriva a sostegno, Mamone che fa tunnel a Fiorentino e se ne va. Sgasa a destra Mamone, pallone a rimorchio, sta arrivando Rustico che conclude col sinistro, pallone alto, bella azione del Marsala questa qui. Arriva Virzì che si impegna per tenere il pallone in campo, ci esce, va il cross, teso in mezzo, rimpallo, Stassi, la gira Stassi, facile per Barbera. Apre bene su Fiorentino che fa il sombrero, Mamone che ha giocato di Fiorentino che è passato, destra di Fiorentino diventa un cross, arriva Gastone, Ferrara, anzi Barbera, che parata ha fatto Barbera, super, 4 uomini in barriera. Parte Stassi, potente Barbera sul suo palo, ha calciato molto bene Stassi, è riuscita a tenerla bassa. Procida lungo verso Stassi di testa, vola Stassi, Barbera. Vuole averci il Bagheria, Morana per controllo. Lungo per Fiorentino, di testa. Aneli, arriva il fischio all'arbitro. Appena scuoti 4, finisce 0-0. Non una bellissima partita. Cammino del San Giorgio Piano in Coppa. Mister, considerazioni sulla partita? Ma oggi è stata un'altra bella prova da parte del gruppo, siamo partiti veramente bene, col piglio giusto, anche Casteltermine ha fatto una bella partita, poi abbiamo aspettato, come hai detto bene tu, la ripresa per fare gol alla prima occasione. Abbiamo concesso qualcosina, quindi lì andremo a lavorare, però siamo soddisfatti perché era un obiettivo passare il turno e quindi ci siamo andati con pieno merito. C'è stata una prestazione, un aspetto particolare della prestazione che l'ha soddisfatta? Ma in alcuni frangenti della partita dove abbiamo sofferto siamo stati belli corti, compatti, poi anche il nostro portiere ha fatto 2 interventi importanti, quindi sono soddisfatto di tutti i ragazzi, soddisfatto della prova del gruppo che ha messo veramente in campo quella voglia e quella determinazione che serve in queste partite, perché giocare con un vantaggio di 2-0 in trasferta, poi in casa magari sai, certe volte ti puoi lasciare andare perché pensi che il turno sia un po' a favore, e quello è un errore che non si può commettere. I ragazzi non l'hanno commesso, sono stati sempre sul pezzo e quindi la concentrazione che hanno avuto nella sofferenza mi è piaciuta tantissimo, perché è una grande qualità quella di saper soffrire. Mister ha parlato dell'ottima prestazione di Belmonte che non abbiamo visto nel match di andata, giocato invece da Polizzi, il nuovo portiere che ha disputato la prima partita, però purtroppo nel finale del match ha avuto un brutto scontro. Può parlarci un po' delle sue condizioni? Guarda, abbiamo fatto la risonanza, quindi ancora non sappiamo di cosa si tratta, quindi aspettiamo l'esito appunto della risonanza fatto ieri e lo aspettiamo a braccia aperte. Però Christian oggi ha risposto presente come nelle altre partite. Sappiamo di avere 2 grandi portieri e quindi una grande squadra deve avere anche 2 grandi portieri. Anche oggi ha dimostrato di aver messo in campo una squadra quadrata. Prestazione da segnalare è quella di Jack Serio che è tornato al gol, un po' la prestazione della sua squadra, in particolare appunto del gol di oggi. Assolutamente sì, Jack lo sappiamo, è un giocatore che a noi ci fa sempre la differenza, ma non solo lui, anche Davide si è sacrificato, a centrocampo abbiamo avuto il piglio del gioco in alcuni frangenti, specialmente all'inizio,
anche in difesa i giocatori della difesa hanno giocato benissimo, veterano Ivan, anche Gabriele Rubino, e chi è entrato oggi mi è piaciuto tantissimo, e quello è quello che chiedo ai ragazzi: una mano quando si entra in campo, devono dare tutto e l'hanno data, e quindi sappiamo che possiamo contare su un gruppo di 24 ragazzi e si devono fare trovare sempre pronti. Prossimo appuntamento, si tratta del campionato, appunto si torna in campo domenica 12 novembre contro l'Alba Alcamo che ha pareggiato l'ultimo incontro contro il Bagheria. In che modo vi preparerete? Sappiamo che affrontiamo un avversario che ha subito soltanto 3 gol, quindi è una squadra molto quadrata, allenata bene da Virga, grande allenatore, quindi in settimana andremo a lavorare appunto in prospettiva di questo avversario che dovrà essere nostro. Il ritorno degli ottavi di Coppa Italia porta la firma di Jack Serio. Come valuti la prestazione di oggi della squadra e in particolar modo la tua? Innanzitutto è stato importante portare dalla nostra qualificazione, cosa non abbastanza semplice, perché comunque nonostante la partita dell'andata su comunque un vantaggio importante, c'era sempre una gara di ritorno da giocare con un avversario abbastanza ostico. Siamo stati bravi a sbloccarla e bravi comunque a contenere le imbarcate, i contropiedi, tutto quello che era il gioco della squadra avversaria. Oggi ti sei fatto trovare sempre pronto, sei tornato al gol, le emozioni che hai provato? Io non vivo tantissimo per il gol, io preferisco magari fare segnare il bomber che è un 9 e ne ha bisogno. Per me la cosa più importante è che la squadra mi faccia divertire, io ho bisogno di una squadra che mi faccia divertire, qua a Piano ci sono tutti i presupposti, poi alla fine che Serio segni o no poco importa. A proposito di bomber, hai parlato di Davide Carioto, quando entrambi siete in campo riuscite davvero a dar spettacolo? Sì, già sono tanti anni che comunque volenti o nolenti ci ritroviamo nella stessa squadra, è normale che poi col tempo l'intesa si affina e diventa tutto più semplice per noi. Prossimo appuntamento, si torna in campionato, regolare stagione appunto, domenica 12 novembre contro l'Alba Alcamo. In che modo preparerete il match? Ma sicuramente è quella di una squadra che ha bisogno sempre di portare avanti quello che è il fiore in cascina. È normale che tutte le squadre ci incontreranno come la capolista e quindi è giusto che ci sia l'atteggiamento giusto per portare i 3 punti a casa. A proposito di capoliste, in questo momento siete voi al vertice di questo campionato di promozione. In che modo riuscirete, appunto, volete tenervi stretto questo posto? Ma io credo che di partita in partita poi si debba dare battaglia su tutti i fronti e su tutti i campi, perché ci saranno appunto squadre attrezzate, squadre come San Vito, come Parma, che daranno filo alla torcere fino alla fine.
Secondo tempo di Mazara Geraci, l'11ª giornata del girone A di eccellenza siciliana, 0-0 dopo i primi 45 minuti, con due chance potenziali per il Geraci nel colpire di testa verso la porta giallo-blu, diverse conclusioni a non centrare lo specchio da entrambe le parti. Prima ci aveva provato Panzeri dalla lunghissima distanza, ci sono stati anche i tentativi per i blaugrana di Panebianco e Albanesi. Facciamo un recap delle due formazioni. Prima seguiamo questa azione per il Geraci che si muove con Albanesi, il cross in mezzo raccolto da Cassano. Geraci in maglia blaugrana, Mazara in maglia giallo-blu con il 4-4-2 di Totò Tedesco. Cassano in porta, Benivegna, Barbieri, Pirrello e Priola in difesa, Ricciulli e Lamraoui, Bari e Panzeri a centrocampo, Cari e Lentini, la coppia d'attacco a disposizione il secondo portiere Giacalone, poi Aggio, Novara, Veltri, Calderone, Pica, Mihali e Coffi. Geraci invece con il 3-5-2 di Gaetano Mirto, Barbagallo in porta, in difesa Lopizzo, Bressan e Gusso che ha preso il posto di Cardin nel corso del primo tempo. A centrocampo Albanese, Giovagnoli, Gonzales, Bonamaison e Panebianco, in attacco Guadagnoli e Fernandez, in panchina il secondo portiere Macaluso, poi Coco, Zafonti, Balsano, Gusso inizialmente, adesso Cardin che appunto è uscito per infortunio, infine Valor, Sapienza, Abdelasim e Tripiano. L'arbitro della partita è Francesco Sarcina della sezione di Barletta, assistito da Fabio Marino di Palermo e Daniele Buttice della sezione di Trapani. Entrambe le squadre vogliono vincerla, anche perché si trovano in zona playout a 8 punti. Sostanzialmente regna l'equilibrio, anche se il pallone lo ha tenuto il Geraci, prendendo però di poco la bilancia. Mancano spesso i palloni, vengono richiesti dall'altra parte del campo. E si riparte con questa rimessa laterale per il Geraci che avanza con Bonamaison, il cross dietro Albanese, l'aggancio Giovagnoli, ci pensa però il Mazara con Bari a levar tutto e Lamraoui allarga nella zona di Priola, non mantiene però il pallone in campo il terzino giallo-blu e allora rimessa per il Geraci. Guadagnoli, passaggio dietro per Panzeri, l'anticipo di Lopizio, scambio sullo stretto con Giovagnoli, lancio lungo per il pallo con Barbieri e Guadagnoli, la rimessa è per il Mazara. Facciamo un recap anche per quanto riguarda gli altri risultati del pomeriggio del girone A di eccellenza. 0-0 tra Casteldaccia e Accademia Trapani, con il Casteldaccia in 10 uomini dal quinto minuto. 0-0 anche tra Folgore Castelvetrano e Don Carlo Micilmeri. Super giovane Castelbuono in vantaggio per 3-1 sulla Mazara 46. 2-0 esterno della Nissa a Fulgatore e 1-0 esterno dell'Unitas Sciacca sull'Oratorio Marineo. L'arbitro ha interrotto tutto per concedere questa punizione al Mazara. Per completare il quadro delle partite, ieri i due anticipi, la vittoria
in trasferta della Pro Favara in casa dell'Aspra per 6-0. Il successo interno del Castellammare sull'Athletic Palermo per 2-0. 2 sono anche gli uomini in barriera per il Geraci. Sami El Amraoui in mezzo, secondo palo verso la testa di Cari, che comunque ringrazia il proprio capitano. Mazzara che rimane in proiezione offensiva con la rimessa laterale affidata a Ricciulli. Si muove tanto Lentini, si cerca Cari, allontana Gusso. Bari anticipato da Fernandez, il tocco di Barbieri. Benivegna ottiene anche per la maglia Gonzales, riparte comunque il Geraci con pane bianco. Il passaggio in fascia, Fernandez si ferma e allarga tutto. Dall'altro lato la testa di Albanese con l'arrivo di Cari. Priola, c'è il fallo commesso da parte di Albanese, calcio di punizione ancora per i gialloblu. C'è stato un cartellino giallo nel corso del primo tempo su Joao Ricciulli, questa è l'unica sanzione. La punizione battuta da Cassano, la sponda di Cari verso Lentini, risponde Gusso, adesso El Amraoui di testa, direttamente su Totò Tedesco e la sua panchina. Albanese, Fernandez mette giù, El Amraoui ad attaccare, Albanese verso l'interno del campo da Gonzales. Avanza Bonamaison, pressato da Bari che lo rimonta. Benivegna, il tocco di Giovagnoli con il braccio secondo l'arbitro. Nuova punizione per il Mazzara, si sta scaldando a bordo campo Tripiano per il Geraci. Movimenti anche dall'altro lato per il Mazzara. Pallone regalato ai Blaugrana, Fernandez non ce la fa a prenderlo, se la cava Pirrello da terra. Gonzales verso il lato esterno, Guadagnoli sul fondo, ma si trovava in posizione irregolare l'ex Nissa e San Cataldese. Lentini non la prende di testa. Si torna in fascia con Albanese. Non trovato Fernandez, pallone a Cassano, corto a Pirrello. Stavolta il pallone arriva all'altro allenatore, Gaetano Mirto. Il recupero della Mazzara, Panzeri, c'è spazio per andare, Ricciulli supera Lopizio, poi subisce per lui una trattenuta, tutto regolare secondo l'arbitro. Fernandez sponda, c'è fallo qui, punizione Geraci guadagnata da Marcio Fernandez e l'Amraoui prova a dire qualcosa a Sartina di Barletta. Batte Lopizio, Fernandez, l'aggancio, sale ancora il portoghese, si infila Fernandez, la presa di Cassano ad interrompere la corsa dell'attaccante del Geraci. Gonzales verso Guadagnoli, l'appoggio con quasi la spalla. Priola si mette davanti all'avversario, poi serve Pirrello leggermente in difficoltà, il rilancio verso la testa di Cari, risponde Lopizio, Guadagnoli sponda, non riesce. Barbieri
di testa Cari, adesso sì, Bressan all'indietro verso Barbagallo. Pane Bianco la salva e allora Bonamaison, pallone profondo verso Fernandez, si coordina, voleva il tiro al volo, ne è uscito uno in diagonale di controbalzo, non esattamente ciò che voleva il classe 2001. Chiari verso Ricciulli, in anticipo Pane Bianco, pallone ancora in mezzo alle linee, Gonzales da Gusso, Bonamaison, Bressan. Lopizio a cercare la profondità di Guadagnoli, tocco dubbio, lo stesso Mazzara, adesso nuovo recupero per il Geraci. Sale un po' indisturbato qui Pane Bianco, il cross respinto da Ricciulli, che è fortunato perché il pallone rimane in campo. Lo scambia con Bari, poi il passaggio verso Lentini, Lentini pressato da Gonzales, che fa ricominciare i Blaugrana. Giovagnoli, il tocco di Priola per il fallo laterale, se ne occuperà Albanese, battuta già effettuata, Gonzales da fuori. Pronto un doppio cambio per Tedesco, entrerà Aggio assieme a Calderone. Forse soprattutto giovani, con Aggio che è un classe 2000 e poi Calderone che è un 2004. Alla prossima interruzione ci sarà il doppio cambio della Mazzara. Adesso Panzeri, fermato poi spinta un po' da dietro su Pane Bianco, Fernandez sponda Bonamaison. Intervento di Panzeri, si continua, Giovagnoli allarga da Fernandez, aggancia, si accentra Fernandez, deviazione sul fondo, calcio d'angolo. Ancora non si va per il doppio cambio della Mazzara, si aspetta un altro po' per far entrare Aggio e Calderone. Corner per il Geraci, va Pane Bianco. Parte il suo mancino, secondo palo, attraversa tutta l'area di rigore, opportunità sfumata. Adesso si può andare con la doppia mossa di Totò Tedesco, entrano Aggio e Calderone. Escono Lentini e Panzeri. A questo punto Aggio prende il posto di Panzeri sulla fascia e Calderone quello di Lentini al centro dell'attacco assieme a Cari. Questo in teoria perché Calderone, essendo centrocampista, si è andato a schierare tra le linee sull'interno di sinistra. Aggio invece regolarmente verso la fascia di destra. El Amraoui, grande apertura verso Cari, Bressan praticamente fuori lo stadio.
anzi no, perché il pallone è rimbalzato indietro, quindi tutto ok. Rimessa laterale per il Mazzara. C'è Priola. El Amraoui. Fallo su Guadagnoli. La punizione per il Geraci. Bonamaison. Giovagnoli. Gira il pallone la squadra di Mirto. Giovagnoli largo, scambia con Panebianco lungo la fascia. Ancora Nicolas Giovagnoli guadagna la rimessa laterale. Fernandes controlla con la testa, quasi con il viso. Serve dietro Gonzales, propone di testa in tuffo Barbieri. Prova a salire Ricciulli, lo chiude Gonzales in anticipo. È finita Casteldaccia, 0-0 tra Casteldaccia e Accademia Trapani nella prima finale del pomeriggio. Così il Casteldaccia sale a 11 punti, rimanendo al confine della zona playout. Occhio qui a Guadagnoli, spalla alla porta, appoggia dietro, il tiro di Bonamaison deviato a sfiorare il palo, ma c'è il calcio di rigore per il Geraci. Un tocco di braccio sul tiro che ha impensierito Cassano. Allora calcio di rigore per il Geraci, il primo di questa stagione per i Blaugrana. Dal dischetto andrà Giuliano Guadagnoli, che si è andato subito a prendere il pallone e adesso ha la possibilità di mandare avanti i Madoniti. Guadagnoli contro Cassano. Guadagnoli, Cassano! Praticamente a sinistra con il piede a deviare il calcio d'angolo. Il Geraci sbaglia il calcio di rigore, si rimane sullo 0-0. L'errore di Giuliano Guadagnoli. Battuta corta dell'angolo, Giovagnoli, altro sopra la traversa. Sospiro di sollievo grandissimo per il Mazzara. Proprio grazie al portiere il Mazzara ha avuto l'accesso alle semifinali della Coppa di categoria. In quel caso però ci fu Giacalone a parare 2 rigori. Oggi Cassano nega a Guadagnoli il terzo gol in campionato. Albanese lungo la fascia, anticipato Giovagnoli dal nuovo entrato Calderone. Bonamaison, cross, secondo palo di testa, ancora Guadagnoli in curva. Ci prova ancora il Geraci, sempre con Guadagnoli. Il rinvio di Giuseppe Cassano, il recupero di Ricciulli. Aggio,
gira un po' su se stesso, poi la manda nella zona di Lopizzo. Adesso Fernandez, Gonzalez gira la testa, poi allarga dove c'è la corsa di Bonamaison, sale la squadra di Mirto, pallone dentro, Fernandez non la prende, la raccoglie Giovagnoli, poi non si intende del tutto con Albanese. Giovagnoli la porta fino all'esterno, Albanese, ancora Giovagnoli contro El Amraoui, adesso contro Bari, il cross in mezzo di testa, l'angolazione perfetta di Guadagnoli, c'è la rete del Geraci dopo il rigore sbagliato, si riscatta così l'ex San Cataldese. 1-0 l'abbraccio con Gaetano Mirto, 1-0 per i Madoniti, il gol di Giuliano Guadagnoli, in tuffo di testa a battere Cassano che poco prima gli ha parato il calcio di rigore. Adesso il terzo gol in campionato c'è per la punta dei Blaugrana. Adesso scatterà anche il cartellino giallo per essersi tolto la maglietta. Il Geraci è avanti a Mazzara del Vallo. Secondo gol consecutivo in trasferta per Guadagnoli, aveva segnato anche a Castelvetrano contro la Folgore, il primo all'8ª giornata contro il Fulgatore. Adesso la squadra di Totò Tedesco è chiamata alla risposta. Benivegna l'alza, fallo su Gonzalez, c'è il cartellino giallo per El Amraoui. È finale a Castelvetrano 0-0 tra Folgore e Misilmeri. La battuta del calcio di punizione, Lopizio giù. Bonamaison, Giovagnoli lascia scorrere, Albanese largo, allontana Barbieri, dietro Pane Bianco a regalare il pallone ai tifosi delle Mazzara. Di testa Cari verso Albanese, mantiene il possesso palla comunque il Geraci, tutto regolare qui secondo l'arbitro. Poi in due a terra, da una parte Pirrello che guadagna il fallo, dall'altra Guadagnoli. Adesso cade Bari, fallo anche su di lui da parte di Fernandez. Nel Mazzara si scalda anche Coffi, pallone lungo, Barbagallo con i pugni, allontana Guadagnoli, la tocca piano di testa, poi Calderone allarga da Benivegna, Barbieri trova Bonamaison nella sua strada, allora Gonzalez, Bonamaison verso Guadagnoli che supera il proprio avversario, non ha modo poi di calciare. L'alzata di Bari, arriva Gonzalez, gamba tesa e punizione per il Mazzara. Pronto il terzo cambio per Tedesco, doppia munizione per El Amraoui, Mazzara in 10. Questo è un colpo molto negativo per la squadra di Totò Tedesco.
espulso Sami El Amraoui per proteste, aveva preso il cartellino giallo poco fa. Deve abbandonare il campo l'esperto classe 87. Tegola per Totò Tedesco. Mihali pronto a debuttare in giallo-blu. Terzo cambio per il Mazara, esce Barbieri. Dentro dunque Patrick Mihali, arrivato dal Porto Mansuè, squadra di eccellenza veneta. Ufficializzato da pochissimo dalla società. Calderone, il cross in mezzo con il colpo di testa di Bressan. Occhio al Geraci che recupera in buona posizione il pallone largo di Giovagnoli. Sale Bonamaison, anche Fernandez a destra. Bonamaison insiste lui in area. È un po' bloccato Giovagnoli, non passa il pallone con il recupero proprio del nuovo entrato Mihali, che non si va ad intendere con Cari. E allora rimessa laterale per la squadra palermitana. Albanese, cross, Cassiano. Dunque ultimi 20 minuti in 10 per il Mazara, espulso poco fa Sami El Amraoui per doppia ammonizione. Proteste che sono costate cari. Sarcina di Barletta non ci ha pensato due volte. La giocata di Priola a rischiare anche un po'. Qui affida tutto a Pirrello. Calderone, pallone in profondità, lo Pizzo non la prende, allora Cari contro Bressan. Cari si ferma, vuole il servizio in mezzo per Mihali. È rimessa laterale per il Mazara che si riversa in avanti. L'arbitro chiede a Tedesco di restare nella propria area tecnica a bordo campo. Adesso si può andare con la battuta. Priola lungo di testa, il prolungamento di Ricciulli, di testa Bonamaison, allontana anche Albanese verso Guadagnoli, pressato da Pirrello, subisce la trattenuta e adesso i cartellini gialli aumentano, c'è anche quello per Pirrello. È finita, a Geraci Siculo ha vinto la Super Giovane Castelbuono sul Mazara 46 per 3-2, quindi Mazara 46 che aveva accorciato ulteriormente le distanze. Partita però comunque perso, il gol di Sheriff al 6° minuto di recupero, ha vinto comunque il Castelbuono. E questa è una notizia abbastanza importante. Con il Mazara 46 alla prima sconfitta in campionato. Gonzales, pallone allargato, lo va a prendere Aggio. C'è anche però il Geraci con Pane Bianco, fa rimanere il pallone in fascia. Busso, Giovagnoli, costringe Bressan a fare qualche metro in più. Lancio profondo, Guadagnoli di testa verso Fernandez, risponde Benivegna, arriva anche Calderone di testa, ci prova Ricciulli, l'arbitro non fischia. Pubblico del Vaccarà abbastanza contrariato. Bonamaison, Fernandez verso l'interno invece di puntare Benivegna. Pane Bianco, cross basso, allontana Pirrello, ancora Fernandez, limite, fermato
dal Mazzara con Bari, poi Ricciulli, regolare su Gonzales, continuano in modo uniti avanzando con questo tiro di Panebianco, la presa di Cassano. Cercato Cari, di testa Lopizio, la prende Gonzales, l'alzata, duello con Guadagnoli che commette fallo su Calderone. E si può andare con il cambio per il Geraci, pronto ad entrare Omar Abdelazim. Al posto di Fernandez. Secondo cambio per Mirto, dopo quello tra Gusso e Cardin nel primo tempo. Entra dunque il classe 2000 egiziano Omar Abdelazim al posto di Fernandez. Dal punto di vista tattico non va a cambiare praticamente nulla. Guadagnoli subisce fallo. Mirto gli ha detto alzati e gioca. A Guadagnoli da lontano. Gusso scambia con Panebianco, poi si ritorna da Barbagallo. Il rilancio dell'ex Giarre, di testa Calderone. Poi l'intervento falloso su Bari da parte di Albanese. Dalla panchina c'è una sanzione, cartellino giallo per un membro dello staff tecnico di Totò Tedesco. Immediate proteste dopo il fallo subito da Bari. Siamo entrati in una fase in cui l'arbitro non risparmia quasi più nessuno. Bellissimi i bambini della scuola calcio del Mazzara 2000 che sostengono il Mazzara verso la ricerca del pareggio. Sale Albanese, apre verso Lopizio, proiettato in attacco, Aggio a lanciare Cari, opportunità per i giallo-blu. Cari entra in area, ancora Cari si accentra, mette dentro, secondo palo, allontana Gusso in fallo laterale. Mazzara all'attacco in questo finale, la rimessa di Priola, scambia con Bari, pallone al limite, c'è il lancio lungo di Vanamaisen verso Guadagnoli, 1 contro 1 con Guadagnoli a fronteggiare Pirrello, pallone allargato da Giovagnoli, deve però fermarsi, allora Abdelazim calcia da fuori l'egiziano, abbastanza storto il tiro dell'attaccante entrato da poco. Ricciulli, Priola, lungo linea, c'è Lopizio ad anticipare Cari. Abdelazim mette giù, si allunga un po' troppo il pallone, Mihali lo mette fuori, o meglio lo butta fuori. Lopizio verso Bressan, ultimi 10 da giocare, sta decidendo la rete di Guadagnoli.
lui che aveva sbagliato minuti fa un calcio di rigore respinto con il piede da Cassano. Benivegna, Pirrello, soluzione lunga per lui, Cari di testa schiaccia su Mihali, non lo trova. Gonzales, Bressan, Gusso, l'avanzata palla al piede del Geraci, Giovagnoli può avanzare, l'argentino allarga tutto da Abdelazim a puntare Benivegna, chi lo ferma immediatamente, poi la trattenuta fallosa di Abdelazim su Benivegna, cartellino giallo per l'attaccante del Geraci. Il rinvio di Cassano, di testa la prende Giovagnoli che scambia con Guadagnoli, sale Pane Bianco nel frattempo in fascia, riceve adesso, la mette anche dietro. Bressan, l'appoggio dietro di Pirrello, abbastanza rischioso perché Cassano era leggermente decentrato. Occhio a questo lancio lungo, Ricciulli ad attaccare dopo il colpo di testa di Bressan nel tentativo di ingannare Barbagallo. Rimane giù però l'esterno delle Mazzara. Si rialza. Lopizio, rinvio rischiosissimo con Bari. Mirto gli ha detto subito qualcosa. Priola, alzata, giocata, Ricciulli mette giù Gonzales, recupero regolare per il Geraci, mandato Guadagnoli davanti Cassano, face to face, Guadagnoli ancora ce l'ha sul destro, il tocco di Cassano, porta comunque coperta, poi il fallo in attacco dell'attaccante del Geraci su Pirrello, cartellino giallo per Guadagnoli, forse ha accusato la stanchezza in quella circostanza, c'è il cartellino rosso perché Guadagnoli era stato anche lui già ammonito, anche il Geraci in 10 a terminare questa partita, si ristabilisce la parità numerica, espulso Guadagnoli, ha fatto tutto praticamente, ha sbagliato un rigore, ha segnato il gol che sta decidendo la partita, adesso si prende il cartellino rosso. 10 contro 10 al Nino Vaccara, espulso Giuliano Guadagnoli. Deve affrettarsi nell'uscita, poi un tifoso praticamente lo annaffia dalla tribuna, questo non è un bellissimo gesto, soltanto perché il giocatore della squadra avversaria sta lasciando con lentezza il terreno di gioco. Ormai lo sappiamo benissimo che le perdite di tempo fanno parte del calcio. L'ira dei tifosi però è incontrollabile in certi momenti.
Dunque ultimi 5 da giocare più eventuale recupero che ci sarà, molto probabilmente 1-0 a Geraci, il gol di Guadagnoli che ha subito il secondo cartellino giallo poco fa, conseguente espulsione. Qui la punizione guadagnata da Abdelazim. Giovagnoli a sfidare Priola, riesce ad andare verso l'interno, ancora Giovagnoli, limite, c'è l'imbucata che riesce, fallo, calcio di rigore, un altro per il Geraci, il fallo su Panebianco, altro penalty concesso dall'arbitro per i Madoniti e adesso c'è la possibilità di chiuderla con Bonamaison e Abdelazim che un po' si litigano per voler calciare. Va Abdelazim dal dischetto, sembra essere così. Con Abdelazim vanno a parlare anche Panebianco e Bressan. Forse anche qualche consiglio per l'attaccante entrato dalla panchina. Il Geraci in 10 contro 10 ha possibilità adesso di chiuderla. Secondo calcio di rigore di giornata, il primo lo ha sbagliato Guadagnoli che comunque poi si è fatto perdonare adesso Abdelazim. Abdelazim, il 2-0 del Geraci sul Mazara su calcio di rigore. Omar Abdelazim è entrato dalla panchina, non sbaglia l'egiziano e probabilmente mette fine a questa partita. Il primo gol in maglia blaugrana per Omar Abdelazim, già in eccellenza in Italia, ha superato quota 10, avendo giocato anche fuori dalla Sicilia. Raddoppia i conti, c'è anche un cambio per i Madoniti con l'ingresso di Valor. Esce Panebianco, colui che ha guadagnato il calcio di rigore. Entra Pablo Valor. Che così torna a giocare per la prima volta dopo diverso tempo, l'ultima presenza alla quinta giornata a Caltanissetta contro la Nisa per Pablo Valor. Al primo pallone toccato adesso, di testa mette fuori. Mihali appoggia dietro Bari, l'entrata fallosa di Giovagnoli, calcio di punizione interessante per il Mazara. In due sul punto di battuta. Pari con il destro oppure Mihali con il sinistro. In barriera ce ne sono 4. Parte Mihali, potente! Oltre la traversa, esce di poco.
Occasione per il classe 2002 al debutto oggi con la maglia delle Mazzara. Abdelaziz di testa, ma non c'è nessuno. La rovesciata di Bari. Albanese risponde ancora Bari, la prende Mihali. Pressing di Giovagnoli, si ritorna dietro ancora da Bari. Cinque di recupero. Si giocherà ancora per un po'. La protezione di Giovagnoli, aggira Priola, trattenuta del terzino della Mazzara. Calcio di punizione per il Geraci, squadra che la prossima settimana affronterà l'Aspra in casa. Mazzara che invece avrà il derby sempre qui alla Vaccara contro il Mazzara 46, ma formalmente in trasferta. Altro cambio nel Geraci, entra Coco al posto di Albanese. Quarta sostituzione per Mirto. Tedesco ne ha effettuate 3. Lopizio, contrasto con Bari, pallone che arriva in tribuna. Rimessa di Priola, l'arrivo del nuovo entrato Coco. Mihali e un regalo per Abdelaziz, salgono in 3 da quel lato per il Geraci. La tocca nuovamente Abdelaziz, giocata in mezzo a 2 di Giovagnoli. Abdelaziz preferisce andare con più calma. Gonzales, Bressan, impreciso il passaggio, direttamente in fallo laterale. Si è lamentato Mirto del passaggio del proprio capitano, nonostante il 2-0 di vantaggio. Priola, Benivegna, cross, Bressan di testa, la tocca Gonzales, a rischiare tantissimo, a regalare il pallone ad Aggio, che non ha modo di calciare dal limite. Il tocco di Calderone, Priola, contrasto con Gonzales, la rimessa per il Geraci, che assapora sempre di più questa prima vittoria in trasferta in questo campionato di eccellenza. Pallone profondo verso Mihali, finisce fuori. Nuovo cambio per il Geraci, spazio anche per Sapienza al posto di Bonamaison. Che viene rialzato da terra, invitato a uscire dall'altro lato. Dentro Oscar Sapienza al posto di Bonamaison. Abdelaziz, dopo che sia Ricciulli che Benivegna
non l'hanno presa di testa. Partita che ormai può dire assolutamente poco, con il Mazara che, a parte quella punizione calciata da Mihali, non ha avuto modo di rispondere, soprattutto al secondo gol del Geraci, quello segnato sul calcio di rigore da parte di Abdelazim. Consialis dietro da Bressan, pallone allargato nella zona di Valor. Sale l'argentino fermato da Benivegna. Scaduto adesso il tempo di recupero. Abdelazim sponda verso l'interno, verso Sapienza. Si va da Cassano per il rinvio lungo di testa Lopizzo. Subisce un colpo Abdelazim, a volere il calcio di punizione. Cari prende questo pallone, vuole allargare da Riccioli. Speranze finite praticamente per il Mazara dopo questo tentativo di andare verso la porta. È stato anche un pallone recuperato un po' per caso. Ufficiale il 2-0 del Geraci, la prima vittoria in trasferta in questo campionato da parte dei Madoniti. Battuto il Mazara con le reti di Guadagnoli e di Abdelazim sul calcio di rigore. Inizialmente Guadagnoli aveva sbagliato un calcio di rigore. Entrambe le squadre hanno finito tra l'altro in 10 uomini, da un lato l'espulsione di El Amraoui, dall'altro lato proprio per Guadagnoli. Geraci che così torna a vincere in trasferta per la prima volta dopo l'1 marzo del 2020. Fu l'1-0 in casa dello Sporting Vallone. Geraci che così sale in doppia cifra in classifica, sale a 11 punti. Mazara che rimane in zona playout a 8. La prossima sfida è il derby contro il Mazara 46, sempre qui alla Nino Vaccara. Geraci che invece affronterà l'Aspra in casa. È tutto dal Vaccara, grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci.